Buonasera a tutti, siamo a metà del nostro corso e dopo i primi due incontri che hanno avuto come oggetto la donna nell'età protostorica nel Veneto, oggi con la professoressa Rohr passiamo nel mondo romano. Allora, la professoressa Rohr insegna all'Università Ca' Foscari, è docente di storia romana, ma è docente soprattutto, dico io, vista l'occasione di questa sera, di una materia che si intitola proprio Storia delle donne nel mondo romano, quindi meglio di così non si poteva cascare. Grazie Francesca e ti ascoltiamo. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Tengo in primo luogo a ringraziare Margherita Tirelli, che è collega e amica da molto tempo. Sono molto felice di essere qui e di essere qui all'Ateneo Veneto, che è un po' casa anche per me, ma è la prima volta che parlo all'Ateneo, quindi anche con una certa emozione. Grazie a tutti voi di essere venuti ad ascoltarmi oggi, nonostante la giornata abbastanza infausta, soprattutto in queste ore serali. Ma entriamo subito in argomento. Il territorio naturalmente del quale io vi parlo è quello della Venezia romana e vorrei iniziare ricordando come in un ampio compasso cronologico che va dal I secolo a.C. fino al III secolo d.C., numerose donne romane, soprattutto libere ma anche liberte, ovvero ex schiave, abbiano lasciato traccia della loro vita attraverso delle iscrizioni, soprattutto iscrizioni sepolcrali. La memoria della loro vita è stata affidata in questi casi sia al testo scritto sia all'apparato iconografico, laddove questo accompagnasse appunto l'epigrafe. Mediante questo canale comunicativo così fruito, queste donne lasciavano una traccia della loro vita, del loro profilo biografico, quindi il loro nome in primo luogo, ma poi anche a volte la loro età, molto spesso i loro rapporti di parentela, rapporti familiari e poi talvolta anche la disponibilità di un consistente patrimonio che, come vedremo meglio poi, si può desumere soprattutto dalla consistenza dei lasciti oppure dalla ampiezza dei recinti sepolcrali di cui si sono esse stesse fatte carico. Ma questa particolare documentazione ci conserva anche memoria delle modalità rappresentative o, se vogliamo, autorappresentative adottate da queste donne, ovvero dell'identità che queste donne attribuivano a se stesse, come volevano essere ricordate, attraverso quali caratteristiche. Ecco, questo aspetto è importante se vogliamo considerare, e questo è l'incarico che mi è stato dato per questa sera, l'impatto della romanizzazione nel nostro territorio per quanto riguarda il femminile, ovvero l'incidenza del codice valoriale, delle linee di condotta pensate, elaborate e diffuse a partire da Roma in questo specifico territorio. Possiamo considerare queste iscrizioni quindi un indicatore di romanizzazione. Sappiamo infatti che i romani nei loro processi acculturativi esportavano dei modelli ben precisi in modo da rendere cittadini, cives, uomini e anche donne nei territori che progressivamente entravano a far parte del loro impero territoriale. Quindi questa è la prospettiva con la quale vorrei confrontarmi questa sera. Vi dicevo libere e liberte, ma possiamo considerarle in qualche modo simili le une alle altre, perché non perché la condizione giuridica sia paragonabile, ma perché le liberte tendevano a mimetizzare la propria origine schiavile e di conseguenza ad adottare in questi contesti, o comunque in tutti i contesti di autorappresentazione,
proprio le modalità che erano proprie delle matrone e quindi a confondersi con le matrone. Quindi abbiamo dei record documentari che sono assolutamente sovrapponibili per tanti aspetti. Ma il primo tema col quale vorrei ci confrontassimo corrisponde all'identificazione del modello femminile romano, ovvero quel modello che viene appunto esportato nella Venezia romana tra gli altri territori. Il primo dato da chiarire è che fin dall'età arcaica a Roma venne elaborato un modello di riferimento per le donne. Potremmo dire un insieme di virtutes, cioè di virtù, e di comportamenti che traducevano quelle virtutes in azioni. Questo modello era assolutamente conservativo, nel senso che si mantenne pressoché inalterato dal VI secolo a.C. fino alla prima metà del II secolo a.C. Del resto dobbiamo anche considerare che le donne, secondo l'ideale romano, ma anche secondo la pratica per molto tempo, vivevano soprattutto in casa. E la casa era un luogo, a differenza delle sedi pubbliche, molto più protetto dalle trasformazioni e dai cambiamenti. Ma la situazione cambiò invece in maniera molto radicale dalla metà del II secolo a.C. e per tutto il I secolo a.C. Perché? Perché questo fu un tempo di ininterrotte guerre civili. E di conseguenza la guerra si configurò come un momento di emergenza e andò a modificare le pratiche, i comportamenti, la condotta delle donne e gli spazi di azione loro consentiti. In particolare, in questo periodo, le donne si occuparono di politica. Non è un fatto nuovo, perché possiamo pensare a tanti episodi bellici anche molto più recenti in cui gli uomini sono al fronte, sono lontani, molti muoiono e le donne li sostituiscono in tutta una serie di competenze e mansioni. Così è avvenuto anche in questo periodo. In questo periodo ho bruciato la sorpresa. Ecco. In questo periodo nel quale appunto le donne si sono viste protagoniste di mediazioni politiche, occasioni in cui hanno preso la parola pubblica difendendo la propria famiglia e i propri uomini, hanno assunto l'incarico di rappresentare i propri mariti, padri, fratelli, figli, oppure di tenere i contatti tra questi lontani e Roma. Quindi molti sconfinamenti rispetto all'ambito di competenza tradizionalmente definito per le donne. Tutte iniziative in infrazione rispetto al modello matronale. Certo, però, non basta l'esigenza di un tempo di guerra a determinare questo cambiamento. È necessario che le donne siano in grado di assumere queste funzioni ed effettivamente, soprattutto grazie al grande benessere assicurato a Roma dalla conquista, IV e III secolo soprattutto, la condizione delle donne romane cambia. Le donne romane innanzitutto hanno finalmente accesso a dei percorsi formativi, al pari, direi, dei loro fratelli. Le giovani hanno propri pedagoghi in casa, ormai a Roma ci sono molti schiavi di area grecofona, a Roma arrivano biblioteche private che quindi sono accessibili anche alle donne. Le donne poi hanno del tempo libero perché il diffondersi della schiavitù, in particolare la presenza di schiavi prigionieri di guerra, le emancipa dalle incombenze domestiche che vengono spostate ad altri. E poi un'altra considerazione non secondaria riguarda i patrimoni, perché in un percorso abbastanza lungo, ma che dà risultati importanti a partire dalla metà del II secolo, una legislazione favorevole consente alle donne di acquisire
eredità, di lasciare eredità e progressivamente anche di liberarsi dalla tutela e quindi poter gestire in forma sempre più autonoma i propri beni, anche molto considerevoli. E naturalmente la disponibilità di risorse consente a queste donne di agire nella vita pubblica. Va anche detto che le donne romane rimangono estranee alla vita istituzionale e magistratuale, sono escluse dalle assemblee del popolo, i comizia, sono escluse dal Senato, sono escluse dalle magistrature, ma in questo momento spesso la politica si colloca all'interno delle residenze private, perché la violenza dilaga, gli uomini stessi disertano le occasioni comiziali a cui erano abituati e quindi si fa politica attraverso incontri, cene politiche, riunioni nelle domus e le donne possono partecipare o almeno assistere e quindi imparare le regole della dialettica politica. Imparare, conoscono anche il greco, imparare a come comportarsi quando accompagnano i propri mariti in ambascerie in tutto il bacino del Mediterraneo. Questa situazione, sto delineando un po' un'evoluzione, no, di questo modello, questa situazione chiaramente crea una forbice molto ampia tra la vita reale di queste donne e il modello a cui erano chiamate ad uniformare i propri comportamenti, che era rimasto immutato, che era il modello dell'età arcaica, ancora dell'età dei re e poi della prima Repubblica, della Media Repubblica. Con l'avvento del Principato Augusteo si conclude il tempo delle guerre civili e il principe imposta una politica di normalizzazione, ovvero si propone di cancellare, anche per quanto riguarda il femminile e gli spazi di azione femminile, oggi si direbbe la agency femminile, ecco, si propone di cancellare tutte le infrazioni e di riportare le donne nella loro condizione precedente alla guerra civile. Quindi il ritorno agli antichi mores, alla tradizione, che è una linea di indirizzo forte della politica augustea, coinvolge anche la vita delle donne. Ma Augusto, la cui politica si ispira anche ad una notevole concretezza, ha ben presente che i tempi sono cambiati, cioè che il contesto della Roma del suo tempo è diverso dal contesto mesorepubblicano e che quindi si deve consentire alle donne di mantenere alcuni degli spazi di azione che hanno raggiunto. Ecco allora che figure come Livia, ad esempio Agrippina, sua figlia Giulia, svolgono anche un'attività politica, seppure sempre attraverso una mediazione maschile. Ecco allora che, ad esempio, Livia, Ottavia beneficiano dell'esenzione dalla tutela, quindi si aprono degli spazi ma molto più controllati e regimentati rispetto a quanto era prima. Quindi Augusto non interviene solo nella pratica di azione femminile, ma interviene anche nel modello, che quindi si aggiorna, potremmo dire così, innestando in quella rosa di virtutes e di comportamenti tradizionali degli elementi nuovi, appunto la gestione del patrimonio, considerata positivamente se oculata, attenta e produttiva, ma anche una certa autonomia di tipo politico, la possibilità di intraprendere iniziative proprie e così via, ma poi vedremo meglio. Com'è che Augusto si adopera a trasformare la mentalità dei romani? Intendo romani della città di Roma, ma intendo anche romani dell'Italia e dell'impero, quindi anche del territorio della Venezia di cui ci occupiamo, anzi per quanto riguarda l'età augustea, Venezia et Istria, che è una regio identificata da Augusto.
Allora, individua dei modelli. Questo è il sistema tipico romano, no? I romani educano attraverso gli exempla, quindi modelli familiari, modelli attinti dalla storia di Roma. Così avviene anche per le donne. E così alle donne di Roma, dell'Italia e delle province propone dei modelli che sono le donne della sua famiglia, che sono donne come Ottavia, vedete qui qualche ritratto, sua sorella, Livia Drusilla, sua moglie dal 38 a.C., donne come Giulia sulla destra, sua figlia fino al 2 a.C., perché poi viene relegata in insulam ufficialmente per adulterio, ma in realtà in relazione ad una congiura di tipo politico, e poi Agrippina Maggiore, sua nipote, anche lei fino al suo allontanamento per le posizioni politiche che aveva assunto, e poi, procedendo nelle generazioni, anche Antonia Minore, la moglie del suo, la figlia di sua sorella. Adesso non voglio crearvi un albero genealogico troppo complicato, ma insomma la moglie del figlio di sua moglie, ma insomma credetemi, ecco, sono tutte donne della Domus Principis. Allora, queste donne diventano modelli da punti di vista diversi, da un lato estetici, dall'altro invece in relazione ai comportamenti. Possiamo vedere un esempio per comprendere come c'è un'aderenza a questi modelli anche nel Veneto. Ecco qui, vedete una bella testa di una Livia che viene da Padova e che si data proprio alla fine, seconda metà diciamo meglio, del I secolo a.C. È una giovane Livia, così è stata interpretata, e riconosciamo molto bene la capigliatura che, se vedete, poi Margherita Tirelli è un'esperta, quindi un po' mi vergogno a parlare davanti a lei di queste cose, qui è molto più, insomma, ha competenze molto maggiori. È stata letta come una Livia che ha una capigliatura particolare nella parte frontale. Ma poi possiamo vedere anche un altro monumento sepolcrale di questa Cartoria. La vedete rappresentata iconograficamente nel registro più in alto alla vostra sinistra, eccola, che ha una capigliatura, vedete, molto, molto simile nonostante sia velata, ma nel registro inferiore invece si può vedere, oltre ai suoi 2 figli maschi e un terzo nella parte superiore, si può vedere anche una figlia femmina, quindi appartenente a una generazione successiva rispetto a quella della madre, che adotta una capigliatura invece molto più simile a quella che veniva adottata da Antonia, figlia di Ottavia, quindi lo stesso rapporto di generazioni tra le Auguste, quindi tra le donne della famiglia imperiale, le più anziane una moda, le più giovani un'altra, si riproduce anche in questo territorio e viene ripreso appunto da gruppi familiari nella loro componente femminile. Ma si tratta qui di adesione a un canone estetico. Io invece vorrei adesso parlarvi di virtutes, ovvero dell'acquisizione anche di un modo di vivere, o meglio, di un modo di rappresentarsi. Allora, com'era questo modello romano? Come dovevano essere le donne romane? Qual era il codice valoriale che facevano proprio e di cui volevano dimostrare la piena applicazione nella loro vita? Vorrei vedere con voi, a titolo di esempio, se ne potevano scegliere molti altri, un'iscrizione che è nota come Elogio di Claudia. È un'iscrizione molto nota e anche molto discussa, a dire il vero, perché di recente è stato ipotizzato che si tratti di un falso, ma di questo poi potremo parlare. Se fosse anche un falso realizzato in antico, a noi interesserebbe lo stesso, perché i falsi devono riprodurre la mentalità dell'epoca, e quindi l'iscrizione è per noi è comunque un buon riferimento.
È un'iscrizione che, come vedete, non abbiamo più nella sua materialità, la conosciamo attraverso la tradizione manoscritta. È un'iscrizione che si data alla metà del secondo secolo a.C., quindi nel periodo di trasformazione di cui vi parlavo prima, verso la guerra civile, anzi già in piena guerra civile, ed è un'iscrizione, è un elogio, cioè un'iscrizione celebrativa di questa donna. Allora cosa dice questa iscrizione? Straniero, ho poco da dire, fermati e leggi. La leggo in italiano naturalmente, è un latino diverso da quello ciceroniano. Questo è il sepolcro non bello di una donna che fu bella. Ecco, questo è un primo elemento, pulcrae feminae, dice il latino. Spesso si usa un aggettivo di questo tipo per riassumere il fatto che la donna di cui si sta parlando è una matrona ottima. È una matrona bella perché la bellezza esteriore non può essere altro che il riflesso di quella interiore. Ma vedremo poi altri casi del nostro territorio. I genitori la chiamarono Claudia. Ecco, questo è il primo aspetto sul quale vorrei soffermarmi. Questa Claudia ha un'onomastica monomembre, come spesso le donne romane di questo periodo, almeno per quanto possiamo capire dalla documentazione pubblica e ufficiale. Claudia ha un nome che è la trasposizione al femminile del gentilizio della sua famiglia, ovvero suo padre avrà avuto un'onomastica, diciamo, nella sua base costituita da 3 elementi: il prenome che lo identificava personalmente, il gentilizio che, se volete, è una sorta di nostro cognome, e poi il cognomen, che è un'ulteriore specificazione che identifica il ramo della gens. Ecco, Claudia ha un unico elemento onomastico, o almeno quest'unico elemento onomastico viene ricordato, perché della sua individualità molto poco importava. Delle donne, parliamo di élite, parliamo di matrone, donne delle classi alte, interessava invece l'appartenenza familiare, perché quelle donne avevano una funzione primaria nella loro vita, ovvero rappresentare la propria famiglia di origine. Questa donna, come tutte le altre, avrebbe dovuto sposarsi, poi lo vedremo bene, si sarebbe trasferita in un'altra famiglia dove tutti gli altri membri avrebbero avuto un altro gentilizio, un nome diverso dal suo, e il suo nome avrebbe ricordato quell'alleanza, quell'accordo che era stato siglato attraverso il matrimonio tra 2 famiglie, tra 2 gentes, quella di suo marito e quella sua di origine. Quindi l'identità della donna, l'identità personale, ha poco impatto. La donna importa come esponente di una famiglia che viene, fra virgolette, utilizzata per gli interessi di quella famiglia, la famiglia di origine. Ma possiamo vedere anche altro. Allora, Claudia è il suo nome. È naturalmente una delle famiglie più importanti del mondo romano, una famiglia patrizia, una delle più antiche, di origine sabina, è la famiglia degli imperatori Giulio Claudi. Ecco. Amò il marito con tutto il cuore. Ecco, questo è un elemento che ci interessa, non tanto l'aspetto sentimentale, che se volete forse al nostro tempo sarebbe prioritario, ma il riferimento al fatto che Claudia si è sposata. Allora, le matrone romane, le matrone ottime, un po' come gli uomini, hanno l'obbligo di seguire un cursus honorum, una carriera, potremmo dire, che non è fatta di magistrature, ma che ha le sue tappe. Allora, il matrimonio è la prima tappa, ed è una tappa ineludibile, perché una donna che non si sposa non porta nulla né alla sua famiglia e nemmeno alla società nella quale vive. Perché? Vediamo subito a qual è il fine del matrimonio. Mise al mondo 2 figli. Questo è il fine, cioè la procreazione. La procreazione che assicura alla famiglia una continuità nelle generazioni,
che assicura la sopravvivenza del nomen familiare, che assicura la continuità dei sacra, cioè dei culti familiari, e che quindi assicura alla famiglia la possibilità di continuare a occupare nel tempo quella posizione guadagnata nell'oligarchia al potere, qui parliamo di élite, che quindi deve persistere e anzi in qualche maniera consolidarsi e crescere. Quindi la procreazione è talmente importante che quando un matrimonio è sterile, la responsabilità è ovviamente della donna e quella donna può essere ripudiata, perché dal punto di vista giuridico la sterilità a lei imputabile, esattamente come l'adulterio, è causa legittima per lo scioglimento di un matrimonio. Insieme, non a caso, sterilità e adulterio, perché anche l'adulterio ai romani non interessava dal punto di vista morale, ecco, delle relazioni interpersonali, interessava perché comprometteva l'identificazione sicura del padre dei figli e di conseguenza per questo non era solo il marito coinvolto in un giudizio nei confronti di una donna adultera, esisteva un tribunale domestico che riuniva insieme gli esponenti maschi delle due famiglie, quella di origine e quella acquisita per via matrimoniale, perché il danno era per tutti. Questi due figli, uno lo lascia sulla terra, l'altro l'ha deposto sottoterra. Amabile nel parlare, onesta nel portamento, custodì la casa, filò la lana. Ho finito, va pure. Allora mi soffermo su due aspetti. Domum servavit. Le donne romane sono chiamate ad essere domissede, questa è un'espressione che figura in un'unica iscrizione, però chiarisce bene l'idea. Vivere in casa vuol dire occuparsi della casa, della gestione domestica, ma in senso più ampio occuparsi della famiglia, di tutto ciò che riguarda la famiglia. E poi l'anam fecit, su questo vorrei soffermarmi brevemente. Questo è un dato molto importante perché la tessitura rappresenta l'attività principe delle matrone romane, è uno status symbol, è un indicatore di appartenenza ad una ben precisa categoria sociale, quella dell'élite. Ad Augusto premeva molto mantenere questa prerogativa femminile. Ci racconta Svetonio, suo biografo, che portò solo le vesti confezionate in casa da sua sorella Ottavia, da sua moglie Livia, da sua figlia Giulia e dalle sue nipoti, Giulia che abbiamo visto prima, Giulia minore, Agrippina maggiore, eccetera. Le sue toghe non erano né strette né larghe, la sua lista di porpora né grande né piccola. Perché questa attenzione specifica? Perché questo tipo di abbigliamento realizzato in casa, in primo luogo, era funzionale a affermare quell'immagine di sobrietà che il principe riteneva cardine nella propria rappresentazione. Vi leggo a questo proposito un breve passo di un lungo discorso che Augusto tenne nel 18 ai senatori e ai cavalieri che protestavano perché ha fatto approvare delle leggi sulla famiglia molto restrittive che costringevano senatori e cavalieri a sposarsi, che perseguivano il celibato e che puntavano, tra le altre cose, anche a una crescita demografica, ma non solo. Dovreste essere voi stessi ad ammonire le vostre mogli e a ordinare loro quello che volete, proprio come faccio io. Quando sentirono queste parole, i senatori lo pressarono con domande sempre più insistenti, desiderosi di sapere quali fossero gli ammonimenti che egli rivolgeva a Livia. Il principe, sebbene con riluttanza, rivelò alcuni consigli sul modo di vestire delle donne, sugli altri ornamenti, sul contegno che devono mantenere quando escono di casa e sulla loro sobrietà.
Quindi una prima ragione è proprio questa: vivere in modo sobrio dopo gli eccessi delle guerre civili e i sovvertimenti sociali che si erano prodotti. La sobrietà deve essere il profilo delle sue donne, delle donne della sua casa. Ma ci sono anche altre ragioni. Plutarco, ed è interessante rilevare che Plutarco usa fonti di età augustea e quindi recepisce racconti e letture di età augustea, parla delle origini di questa pratica della tessitura femminile. Racconta, infatti, dopo che i Sabini, finite la guerra, si riconciliarono con i Romani, siamo nelle fasi proprio delle origini, quando Latini e Sabini si fondono e danno vita a Roma e quindi al popolo romano, furono stabiliti accordi relativi alle donne, in modo tale che esse non dovessero fare per i loro mariti nessun altro lavoro se non il lavoro della lana, talasia. Dunque ancora adesso si è conservato l'uso che coloro che danno in sposa una figlia o l'accompagnano o semplicemente assistono alle nozze per scherzo gridino talasio, testimoniando così che la donna non è costretta a nessun altro lavoro se non a quello di filare la lana. Perché questo passo è interessante? Perché è interessante, parlando dell'età augustea, guardare alla storia delle origini. Perché sappiamo che questi miti fondativi vennero sì concepiti in età antica in una loro struttura portante, ma sappiamo che progressivamente si inserirono, si innestarono nel nucleo principale tutti dei particolari e degli aspetti che magari in origine non erano previsti, ma che servivano non tanto a capire l'età più antica, ma a capire l'età in cui venivano elaborati, ovvero dei particolari inseriti in età augustea nelle leggende ci parlano dell'età augustea più che dell'età fondativa. Allora, in questo caso, evidentemente si voleva creare, per delle pratiche forti in età augustea, non istituite in età augustea, ma forti in età augustea, un precedente antico. Quale precedente? Allora, proviamo a leggere il significato che sta dietro queste parole. Le Sabine rapite si occupano della tessitura, mettono insieme dei fili che creano un tessuto unitario, fili diversi, tessuto unitario. Cosa vuol dire? Vuol dire che loro hanno creato da realtà diverse, quella sabina e quella latina, un unico tessuto unitario, cioè i Romani. Chi sono i Romani? Sono i loro figli. Sono quelli che uniscono due componenti differenti e da due ne fanno una, le generazioni a venire. Questo è il messaggio. Ma che cosa ha a che fare con l'età augustea? Con Livia, con Ottavia, con tutte queste donne che sono tessitrici? Beh, tanto non dobbiamo pensare che non fossero al telaio, probabilmente coordinavano operazioni di questo tipo. Ma al di là di questo, guardiamo il messaggio simbolico. Quali fili uniscono Ottavia, Livia, Giulia? Beh, uniscono dei fili che sono ben separati e che Augusto avrebbe voluto costituissero un tessuto unico e bello, cioè la Domus Principis. La casa di Augusto, la famiglia di Augusto, comprendeva un'anima Giulia, i discendenti di sangue di Augusto e di sua sorella Ottavia, e un'anima Claudia, i discendenti di sua moglie Livia. Questi due gruppi erano in conflitto continuo e le fonti ci dicono che Livia, almeno quelle che non la dipingono come una terribile megera che aveva assassinato tutti i componenti della Domus, ecco, le altre fonti ci dicono che Livia era responsabile della concordia. Aveva addirittura creato un altare alla concordia. Quale concordia? Quella tra i due rami della Domus, quindi fili che dovevano unirsi e dovevano creare un unico tessuto, la Domus del Principe. Allora,
Vi dicevo che il modello cambia in età augustea e quindi vi parlo rapidamente di questa iscrizione. Laudatio Turiae è un nome dato dai moderni, è un elogio molto noto che conosciamo attraverso una serie di frammenti che sono stati ricomposti a Roma, trovato a Roma, ma che non ci restituiscono il testo nella sua interezza, ci sono molte lacune e in lacuna è il nome di questa donna. La conosciamo come Uxor, come vedete dalla prima linea dell'iscrizione. È stato ipotizzato che si tratti di Turia, che è una nobile donna di cui ci parlano le fonti letterarie, soprattutto Valerio Massimo e Appiano, ma è una donna interessante perché questo testo è l'elogio che il marito ha pronunciato probabilmente in occasione del funerale, che poi è stato trasferito sul marmo per mantenere una memoria eterna, celebrativa di questa donna. È una donna molto particolare. Allora, l'iscrizione innanzitutto la descrive secondo i parametri perfetti della matrona ideale, della matrona ottima. Guardate com'è. A che rivocare le virtù domestiche, la castità, il rispetto, l'amabilità, l'arrendevolezza, l'assiduità al telaio, la religione immune da fanatismo, la modestia dei gioielli, la sobrietà del vestire, e poi prosegue anche raccontando come era buona con la suocera, eccetera. Ecco. Allora, era la donna perfetta. Questo in fondo è un canone che avremmo potuto trovare nel VI secolo. Ma ci sono anche degli elementi diversi, perché non vi preoccupate, non lo leggo tutto, perché questa donna ha avuto una vita veramente avventurosa. E la sua prima avventura è stata di sposare l'uomo sbagliato, cioè un uomo che ha fatto delle scelte politiche sempre fallimentari, tranne l'ultima. Perché? Allora, Turia rimane orfana in giovane età, i genitori vengono assassinati probabilmente da degli schiavi e Turia si rivolge a un tribunale, primo aspetto, no? Fuori da ogni schema. Scusate, ho dimenticato di dirvi, è un'iscrizione di età augustea. Quindi si rivolge a un tribunale. Le donne non avevano un accesso così facile ai tribunali per avere giustizia. E poi di nuovo perché al momento dell'apertura del testamento i beneficiari sono il suo all'epoca fidanzato e il cognato, marito di sua sorella, ma arrivano, come spesso capita, dei parenti semisconosciuti che cercano di acquisire i beni in proprio, e allora Turia interviene di nuovo, riuscendo a mantenere il patrimonio. E poi questo marito si schiera con Pompeo e naturalmente Pompeo perde, e quindi il marito è esule e Turia lo mantiene durante l'esilio coi propri gioielli. E poi nel secondo triumvirato sceglie la parte dei cesaricidi, perdente di nuovo. E quindi Turia si spinge fino ad andare personalmente a chiedere, noi diremo oggi, la grazia a Lepido, e prima che la maltratta, e poi a Ottaviano che invece la tratta benissimo. Ricordate che è un elogio di età augustea, quindi Ottaviano è già diventato Augusto e quindi deve uscire molto bene da questo ritratto. Quindi va da uomini estranei a parlare di proscrizioni. Ma anche nella sua vita privata il suo è un percorso, diciamo, all'insegna della novità, della novitas. Perché? Perché il marito le riconosce tra i meriti quello di aver voluto condividere con lui il patrimonio, cioè di non averlo tenuto tutto per sé, mentre il modello prevedeva che le donne non avessero a che fare col vil denaro, che fossero gli uomini a gestire il patrimonio familiare. Qui invece il marito le riconosce di aver disposto che il patrimonio rimanesse indiviso anche se si fossero separati, perché Turia, perfetta, ma non darà figli a suo marito e anzi gli proporrà di trovare un'altra moglie, anche se lui si rifiuterà. Questa iscrizione quindi ci fa ben capire come il modello in età augustea è cambiato. Questa è un'iscrizione perfettamente allineata ai dettami, ai nuovi dettami voluti da Augusto. Del resto il marito per una volta fa scelte buone, fa carriera, forse diventa addirittura console. Ma cosa possiamo dire della Venezia Etistria augustea, cioè in questo periodo tra il primo avanti e diciamo il primo dopo?
questi modelli, questo modello di cui vi ho parlato, come viene recepito? Beh, innanzitutto viene recepito con una certa gradualità, perché se guardiamo questo bellissimo apparato iconografico molto famoso, di cui parleranno, credo, molto meglio di me Margherita Tirelli e Giovannella Cresci nel prossimo appuntamento, qui possiamo vedere rappresentata una donna, siamo a Padova, una donna vestita non alla romana, ma vestita con abiti locali, e un uomo vicino togato. Quindi c'è una volontà di mantenere una propria identità che ancora rimanda al nostro territorio. Poi però si procede e allora le iscrizioni ricordano buone, dolcissime, ottime, santissime, quindi sintetizzano l'essere matrona ottima attraverso questi aggettivi, come la pulcra che abbiamo visto, come Claudia. Ma poi possiamo vedere anche dei riferimenti più puntuali e più mirati. Questo è un altare di cui si è occupato Luigi Sperti, che è stato rinvenuto a Comeglians, nel Friuli settentrionale, molto discusso e molto studiato, che rappresenta alla vostra destra un uomo togato, mentre alla sinistra c'è una donna, o monta, che è rappresentata seduta nell'atto della filatura. Allora, è una posa, mi dicono gli archeologi, molto particolare e importata da modelli classici, cioè tradisce l'importazione di modelli classici addirittura di V secolo a.C. in questo territorio, ma attraverso la mediazione di Roma. Quindi una tessitrice, diciamo, la persistenza di un certo modello, di un certo comportamento, ma attraverso una mediazione che pare essere di Roma. Alcuni l'attribuiscono ad Aquileia, altri a Zuglio, insomma è un altare appunto molto, molto discusso. Quindi la tessitura, che è una virtù tradizionale, ma anche le virtù augustee hanno una loro fortuna, una loro efficacia. Solo due esempi di donne che predispongono, in questo caso per testamento, ma ce ne sono anche che predispongono da viva fecit, che predispongono il sepolcro per sé, ma a volte anche per sé e per altri. Cosa vuol dire? Si tratta di recinti di notevole consistenza, vuol dire che sono donne ricche e che ostentano il loro benessere, quindi lo inseriscono nella propria rappresentazione e autorappresentazione. Cosa possiamo dire? Allora, in sintesi possiamo dire che nella rappresentazione e quindi nell'identità femminile il modello romano trova ampia e felice applicazione. Però dobbiamo anche rilevare che questo modello ha fortuna soprattutto lì dove c'è una convergenza tra le pratiche nel contesto precedenti alla romanizzazione e le pratiche dei romani, dove cioè alcuni elementi del profilo femminile, voi li conoscete bene perché avete ascoltato le mie colleghe prima di me, corrispondono a quegli elementi che il modello romano vuole che siano caratteristici della matrona optima, ovvero dell'identità femminile. Quindi possiamo dire che nel territorio della Venezia, diciamo anche della Venezia etistria, perché anche Verona parla in questo senso, adesso non ho avuto il tempo di parlare di questo, in questo territorio le forme di autorappresentazione femminile sono l'elaborazione da parte delle donne della Venezia di una solida identità che coniuga un passato locale con dei profili e delle linee definite invece da Roma a livello centrale. Bene, vi ringrazio molto. Grazie.
grazie veramente di questa bellissima lezione, e direi che abbiamo spazio comunque per eventuali domande, quesiti, perché in fondo credo che cioè, questa illustrazione così puntuale possa sollevare insomma tutta una serie di domande. O altrimenti sei stata talmente chiara. Ho steso il pubblico, non ha più fiato per... No, io allora ne faccio una io, perché cioè, abbiamo sentito ripetutamente ripetere questo aspetto della matrona romana, che è la filatrice, più che la filatrice, la tessitrice, è la donna che sta al telaio, e di questo ne abbiamo sentito parlare ripetutamente nei precedenti incontri. È chiaro che questo modello da Omero in giù viene trasmesso, è identificativo della donna aristocratica, di una classe sociale elevata. Con il mondo romano ci si cala però, cioè mentre per il mondo preromano secondo me non dico che le cose restino per aria, tutt'altro, però sono meno tangibili che non per il mondo romano, anche perché il mondo romano parla differentemente da quello che è il mondo preromano. E quindi forse, non so, io penso che insomma questo sia uno dei lati forse più importanti anche per il Veneto, ma un po' per tutta questo anello di congiunzione che c'è fra la protostoria e l'età romana per quello che riguarda questo preciso aspetto del mondo femminile, del mondo domestico. E io ho trovato molto bella questa rappresentazione che c'è sull'altare che abbiamo appena visto, di questa donna che, come posso dire, riecheggia molto le stele greche in un certo senso, però insomma è proprio parlante, per cui qui nel mondo romano abbiamo sia la raffigurazione che avevamo visto anche per il mondo pre-romano, ma soprattutto qui abbiamo le parole. E devo dire che questa scelta di iscrizioni che ci sono state presentate questa sera è veramente molto bella, perché è proprio molto identificativa di quello che era la donna romana. Ecco, se qualcuno vuole aggiungere qualcosa. Una cosa semplicissima, si è potuto identificare una diversità tra il comportamento, le attività domestiche della donna veneta, diciamo così, anche se in ambito romano, e la donna invece effettivamente di Roma? Anche almeno la cosa che mi è balzata all'occhio è l'acconciatura, il modo di portare i capelli, mi pare che sia completamente diverso a Roma che non nel Veneto. O dico una stupidaggine? Grazie. Vuoi tu? Allora dipende un po' dalla cronologia. La difficoltà è questa dal mio punto di vista. Allora, noi abbiamo documentazioni di tipi diversi per quanto riguarda le donne romane, ma chiaramente il tipo di fonte che ci racconta i comportamenti in maniera più aderente a quella che doveva essere la biografia di queste donne, pur con tutti gli interventi di manipolazione, chiaramente sono le fonti letterarie. Però poi abbiamo le fonti invece, ad esempio epigrafiche, le fonti iconografiche, che ci danno una rappresentazione o un'istantanea, se vogliamo, ma non ci danno la decodificazione dei dati. Le fonti letterarie li commentano e li spiegano. Ovviamente le fonti letterarie già si occupano pochissimo delle donne e quindi le conosciamo solo quando la loro vita incrocia quella dei loro uomini. Quindi la memoria delle donne per lo più è funzionale a celebrare o delegittimare uno degli uomini a cui sono legate. Quindi già questo è un primo problema. Il secondo
è che appunto abbiamo poco, ma per quanto riguarda le realtà non romane, pochissimo, veramente pochissimo. Quindi ci dobbiamo affidare a un altro tipo di documentazione che ci dà uno spaccato, come abbiamo un po' visto, che ci consente di ricostruire delle caratteristiche del ruolo nella società, però fatichiamo molto di più a ricostruire lo specifico. Abbiamo delle iscrizioni che ci raccontano degli aspetti di vita di queste donne, però mettere a confronto con le donne che vivono a Roma è abbastanza difficile, ecco. Da quello che vediamo c'è un tentativo, una volontà di omologazione, perché il Veneto, non so se ne abbiate parlato, io mi scuso, non c'ero gli scorsi incontri, ma avevo lezione, come anche oggi un po', ma oggi l'ho abbandonata, gli altri giorni no. Ecco, naturalmente cioè, ci può essere il più possibile, adesso ho perso il filo, ma insomma una continuità. Il Veneto è un'area che si romanizza non traumaticamente, ecco, a differenza per esempio dell'Italia settentrionale, che invece ha una forte resistenza alla romanizzazione, quindi a processi diversi di progressiva integrazione, e quindi qui forse c'è anche una volontà, però lascio anche a Margherita e poi a Anna Marinetti, che sono esperte più di me di questi problemi sicuramente. C'è una volontà di integrazione che porta un po' a una omologazione anche volontaria, meno coercitiva, possiamo dire. Tanti fili legano queste donne con le donne romane. Sì, io in realtà volevo fare una domanda, non rispondere. Volevi dare una risposta? No, volevo farti una domanda, però che in qualche modo riprende anche l'intervento che c'è appena stato, perché ovviamente l'aspetto che anche per ragioni professionali mi interessa molto è quello del nome. Allora, la questione del nome, tu hai citato il caso di Claudia. Tra l'altro non sapevo del sospetto di falso di quell'iscrizione, che è fin troppo bella e quindi, come dire, pare falsa. Sottolineando appunto che la donna romana porta il nome della famiglia di origine. Ecco, in questo, se vogliamo comunque cominciare a mettere somiglianze e differenze, per quanto riguarda la donna veneta non è così, perché la donna veneta il nome individuale ce l'ha, esattamente come l'uomo. C'è comunque una probabile differenza, perché la donna veneta ha un secondo nome come l'uomo, solo che l'uomo certamente questo secondo nome lo prende dal padre. La donna il suo secondo nome forse lo prende dal marito, diciamo che è l'ipotesi più probabile, ma il nome individuale c'è comunque. Ecco, per le donne romane è ragionevole l'ipotesi che veramente non avessero un prenome, oppure il fatto di non manifestarlo vuol dire non hanno una individualità pubblica, non hanno un'individualità, perché il problema dei nomi è che noi siamo abituati a pensare al nome che si identifica con la persona, ma in realtà ciascuno, e in tutte le culture, ha tanti nomi, non ne ha uno solo, a seconda delle circostanze, dei nomi ufficiali, dei nomi non ufficiali e così via. Quindi questo era in qualche modo, come dire, rifletteva in qualche modo la negazione di una identità pubblica, perché pensare che non ci fossero, anzi credo ci siano anche dei casi di come dire, donne che hanno un prenome e che quindi non sono semplicemente prima, seconda, maxima o Maior, eccetera, minor. eccetera, Maior, minor, eccetera, eccetera. Quindi allora è vero dal punto di vista delle attestazioni che non c'è, però
ti pare realistico che non ci fosse nella realtà dei fatti? Allora, per quanto riguarda il nome femminile, intanto dobbiamo distinguere a seconda dei periodi, perché per esempio il tardo impero ha tutto un altro sistema onomastico anche per il femminile, anche perché l'onomastica femminile poi può confluire in quella dei figli, mentre nel periodo di cui ci siamo occupati assolutamente no. Ecco. Che esistesse un prenome può essere, noi non abbiamo attestazioni, abbiamo dei casi molto problematici tipo Gaia Taracia, ma insomma casi studiati dai linguisti, esatto, e così via, che sono complessi, molto complessi. Quello che sappiamo, ecco, a me interessava l'aspetto chiaramente pubblico, cioè non tanto la funzione del nome in dinamiche private, nelle quali si può adottare qualsiasi tipo di elemento di riconoscimento. Ovviamente un padre che aveva 3, 4, 2 figlie e si chiamavano tutte Claudia avrà dovuto distinguerle, si saranno chiamate prima, seconda e terza, ma questo a livello ufficiale poi le avrà chiamate come voleva per distinguerle. Però a livello ufficiale e formale, pubblico, l'elemento qualificante era appunto il gentilizio trasformato, cioè il gentilizio del padre trasformato al femminile. Poi accanto a questo c'erano anche delle soluzioni diverse pure in questo periodo, quindi in alcuni casi si affiancava un gamonimico, quindi un nome legato al marito, in altri casi si associava anche il cognomen del padre. Quindi questo emerge per esempio dalle fonti letterarie, emerge abbastanza chiaramente, perché una stessa donna viene chiamata in modi diversi. Servilia, per dire, è chiamata anche Servilia Cepionis, a volte solo Servilia. Oppure, caso incredibile, la seconda moglie di Augusto, pur dopo il divorzio, prima che lui sposi Livia, mantiene accanto al proprio nome, Scribonia, Cesaris, cioè il nome del proprio marito, che anche questo è molto strano perché poi non era un marito qualsiasi, ma all'epoca era un triumviro, poi destinato a diventare imperatore, e lei manterrà questo Cesaris anche nella prosecuzione della sua vita. Quindi è un'onomastica probabilmente mobile che poteva prevedere elementi differenti, però quello ineludibile, sempre presente, era questo. Allora questa scelta di avere sempre questo elemento, diciamo, definiamolo gentilizio, secondo me è un indicatore di ruolo sociale. Penso, non lo so. Sì, scusate, poi vi lascio. No, perché sai cosa mi veniva in mente adesso, ma proprio come flash, quindi per quello che vale, mi veniva in mente lo schema della formula matrimoniale. Gaia. Ubi tu Gaius ego Gaia. Esatto. Che quindi metterebbe da questo punto di vista, almeno dal punto di vista onomastico, come dire, una identica posizione maschile e femminile. Però sì, forse se spieghi cos'è, perché allora, io sì, mi sono... è una formula che si usa nel matrimonio e che fa parte della ritualità del matrimonio, per la quale i due sposi assumono un impegno, diciamo, alla condivisione di vita. Solo che, a parte il fatto che il matrimonio per molto tempo veniva deciso dai rispettivi patres familias, quindi formalmente i due sposi prendevano un impegno che era già stato sottoscritto e per molto tempo nemmeno veniva chiesto il loro parere, ecco. Anche dello sposo, non solo della sposa. Però mi chiedo se lì questo Gaius, che chiaramente è un prenome, sia messo lì... Sì, cioè sia come un modo per identificare X, esatto, cioè ecco, quindi certo si usa un prenome, se però si fosse usato un gentilizio si sarebbe identificata una persona specifica, ecco questo.
Bene, allora se non ci sono altre domande, ringraziamo veramente di cuore la professoressa Rohr per questa... E ci ritroviamo la settimana prossima per l'ultimo incontro del corso di quest'anno. Grazie a tutti. Buonasera.